La Costituzione in Italia, articolo 1 e articolo 3, è applicata? Pronto? La Costituzione afferma un diritto al lavoro che per essere effettivo richiederebbe ovviamente una piena occupazione. Purtroppo cronicamente il nostro Paese ha registrato un basso impiego del nostro capitale umano, con particolare riferimento a donne, agli anziani e ai giovani, soprattutto nel mezzogiorno. Questo 1° maggio deve essere l'occasione per riflettere ovviamente su ciò, per fare un tempo di crisi globale, nel corso della quale abbiamo cercato attraverso un accordo con le regioni e un dialogo con le parti sociali di salvaguardare quanto più l'esistente, cioè di salvaguardare la base produttiva e la base occupazionale in una fase nella quale molti potrebbero essere portati al rattrappimento strutturale, cioè a rinunciare, con l'effetto di far perdere al Paese pezzi della propria capacità e delle proprie risorse umane attive. L'impiego di ammortizzatori sociali tradizionali e in aggiunta di... Pronto? Non so se abbiamo perso la linea. Ministro, mi sente? Il commissario dell'Unione Europea in Italia più che altrove di tenere vivo il rapporto di lavoro, anche se in condizioni molti di inattività a causa della caduta della domanda globale. Ministro, in questi giorni si sta festeggiando il fatto che Fiat sia entrata in Chrysler, si dice che è una grande affermazione per l'industria italiana, però è la stessa Fiat che ha 1400 operai a Termini Imerese in cassa integrazione. Stiamo uscendo dalla crisi? Fiat è un esempio oppure è un abbaglio? No, ci sono molti sintomi di ripresa, soprattutto è doveroso considerare il fatto che il peggio del peggio che abbiamo a un certo punto temuto, cioè il collasso del sistema finanziario globale, è probabilmente alle nostre spalle, quindi siamo ancora in una fase recessiva, le incertezze sono ancora molte, ma dobbiamo considerare che esistono segnali positivi e su di essi fare leva per ricostruire il circolo virtuoso della fiducia.